Ciao, sono Francesco, titolare chef del ristorante Scapricciaterno in Pozzuoli. Insieme a mia moglie abbiamo aperto questa attività qualche anno fa per soddisfare un po' i clienti locali, un po' di quelli del mondo, con una cucina tradizionale in parte e in parte rivisitata, senza poi trasformare tanto i prodotti per dare loro genuinità e rimanere intatti nel piatto stesso. Ci troviamo a Pozzuoli, vicino al Tempio di Serapide, monumento storico conosciuto un po' in tutto il mondo, antico mercato ittico dell'area europea e adiacenti al porto di Pozzuoli, dove ogni mattina ci rechiamo per reperire i prodotti della nostra terra. Sono nato a Pozzuoli, ho vissuto per la mia prima infanzia nel comune di Bacoli, al Fusaro, dove lì nasce la passione per la cucina, perché abitando sopra un ristorante, all'uscita di scuola, parliamo di scuola elementare, la mia età di 6-7 anni, si scendeva giù al ristorante a guardare, ad aiutare coloro che facevano questo lavoro e lì è nata la mia passione. Ricordo Zio Enzo, così lo chiamo perché è una persona che mi ha cresciuto, grande ristoratore dell'area, Lerea, mi mise una pedana sotto la lavabicchieri perché io con la mia altezza non ci arrivavo lì a lavare i bicchieri. E lì nasce la mia passione per la cucina e iniziavo a intraprendere questa cosa, diciamo, ad un'età dei 14-15 anni, dove ho iniziato le mie varie esperienze, sia locali che estere, e mi iniziavo a divertire con gli alimenti. Diciamo, la passione della cucina di per sé nasce 20 anni fa con l'apertura di questo locale e per esigenze mi sono dovuto ritrovare in cucina, in quanto all'inizio ero un responsabile di sala, avevo a che fare con i clienti, spiegavo loro tutti i cibi e le pietanze che venivano servite. Poi dopodiché mi sono riportato lì nella cucina e lì ho trovato realmente quello che mi appassiona. Oggi vi prepareremo un piatto molto semplice con la base di un pesce nostro locale, comunemente chiamato alice. So che per tanti di voi è difficile raggiungere Pozzuoli a volte. Vabbè, diciamo che con la nostra ricetta molto semplice potete farla anche a casa. Basta dell'olio extravergine d'oliva, un po' di aglio che lasciamo soffriggere con un'acciuga e, perché no, un pezzetto di peperoncino che ci dà quella spinta in più. Mentre l'acciuga si consuma, noi così letteralmente diciamo, aggiungiamo all'interno dei pomodori secchi con dei pomodori freschi e li lasciamo appassire per giusto qualche secondo. Dopodiché il sugo è pronto, cuociamo la pasta e la mettiamo a 3/4 di cottura all'interno di questo sugo, dove ci aggiungeremo delle alici tagliuzzate per far sì che rimangano intatte nel loro sapore e assaggerete realmente che qual è il sapore di Pozzuoli. Allora poi andiamoci alla tavola e mangiamo. Buon appetito a tutti quanti.